Si è svolto presso la sala consiliare del comune di Raffadali la consegna dei premi Alessio Di Giovanna, evento giunto alla sua 18ª edizione, organizzato dall'Accademia Teatrale di Sicilia, diretta da Enzo Alessi, presieduta da Tonino Rampello. Alla presenza del sindaco di Raffadali, dell'assessore alla cultura Luigi Costanza, dell'assessore Franco Laporta, delle giurie e di un vasto pubblico ha assistito all'evento, condotto dal collega Raimondo Moncada, con momenti musicali eseguiti da Ricky Ragusa. Enzo Alessi ha voluto ricordare la figura di Alessio Di Giovanna, originario di Cianciana, e della sua opera culturale svolta nel territorio. Il premio Alessio Di Giovanni, ha dichiarato Enzo Alessi, è andato sempre avanti sin dalla prima edizione, quando i premiati furono Andrea Camilleri, Ignazio Buttitta, Sara Zappulla Muscarà, Matteo Collura. I concorsi hanno registrato partecipazioni da tutta Italia. Presente a Raffadali per l'occasione anche il sindaco di Cianciana, Santo Alfano, che ha auspicato che il premio possa in futuro avere un collegamento culturale maggiore con il paese natio di Di Giovanna. I premi, suddivisi in varie categorie, hanno visto il primo classificato per la sezione di poesia in lingua italiana, andato a Girolamo Lamarca di Ravanusa con la poesia In un cassetto, a seguire Giusy Terrasi di Aragona e a Federico Guastella di Ragusa. Una segnalazione al merito è andata a Francesco Setticasi di Agrigento con la sua Gerlandino. La giuria era composta dalla dirigente scolastica Enza Ierna, Antonella Mirabile e Liliana Arrigo. La giuria, composta presieduta da Salvatore Argento, ha assegnato il premio di poesia in lingua siciliana a Salvatore Amico di Caltanissetta, quindi a Franca Cavallo di Modica e a Maria Letizia Scicolone. Per il concorso racconti, la giuria presieduta dallo scrittore Alfonso Coeli ha assegnato il maggior riconoscimento a Angela Spoto di Agrigento. Per l'assegnazione dei premi speciali, decisi dalla giuria presieduta dal dirigente scolastico Franco Curabba, sono andati alla sezione teatro all'attore Pippo Crapanzano, al regista Renato Terranova di Porto Empedocle, per la sezione tradizioni popolari e ricerca letteraria allo scrittore e studioso Francesco Cannatella di Cianciana. Per l'impegno sociale, la legalità, premiata alla Questura di Agrigento per la seconda edizione del caffè letterario, svoltosi presso lo stabilimento Pubblica Sicurezza di San Leone. Per la promozione culturale alla Biblioteca Museo Regionale Luigi Pirandello di Agrigento, diretta dall'architetto Enzo Caruso, per la mostra dei manoscritti di opere pirandelliane alla casa natale di Pirandello al Caos. Per la pittura all'artista agrigentino Mariano Trapani e a Mariella Cardella di Raffadali, per la musica a Ricky Ragusa, per la danza classica e moderna all'Associazione Scarpette Rosa di Raffadali, rappresentate da Pino Faseli, che con i loro 25 anni di attività sono presenti a Raffadali. Un premio speciale della direzione artistica è andata alla nostra emittente, a TVA, per la produzione del film Il Salone di Girgenti. Durante il ritiro del premio è stato ricordato anche il collega Calogero Trupia, prematuramente scomparso. La targa ritirata è stata dedicata proprio a Calogero. Volevo però dedicare questo premio a un nostro grande collaboratore che stamattina improvvisamente ci ha lasciato, il nostro primo tecnico di TVA, che insieme a noi ha fondato la televisione, era sempre presente, Calogero Trupia. Purtroppo Calogero Trupia era mio amico. Vedete, quando si fa televisione spesso si guarda chi sta dalla parte del televisore, non si guarda chi c'è dietro, accanto. Lui era un bravissimo regista televisivo, era una persona straordinaria, innamorata del suo lavoro, non guardava il tempo, non guardava i sacrifici che faceva. Era una persona che 2 giorni fa io ho abbracciato e ho dato giù. Quindi un premio speciale è andato all'associazione ADR, Donatori Sangue di Raffadali, che opera nel territorio da ben 32 anni. Al termine dell'evento assegnati premi speciali Pergamene settore scuola. La giuria, presieduta da Stefana Ierna, funzionaria del Provveditorato degli Studi di Agrigento, ha premiato Zaira Cantella per la tesi di laurea sul periodico Il Pif Paf, una ricerca accurata e illuminante, recita la motivazione della giuria. Quindi un premio al Liceo Statale Galileo di Palermo, all'Istituto Quasimodo Delicata per le diverse attività svolte contro la mafia per la legalità,
all'Istituto Comprensivo di Burgio per la mostra dedicata all'Expo, presente per l'occasione il sindaco Ferrandelli, e a Davide Sparacino di Santa Elisabetta per aver vinto il concorso nazionale Insieme per la legalità dell'Istituto Tommasi di Lampedusa di Santa Margherita del Belice.